Presidente della Repubblica! Qui non c'è nessuno, siamo abbandonati. Ma chi abbandonati? Questo è il commissariato. Questo è pure cagaglio. Vuole parlare con il commissario? Dov'è? Nella sua stanza. Vede. Dove va? Dove va? Dal commissario, no? Quella non è la stanza del commissario. E allora? Calma! Calma, mi calmo. Mi vogliono ammazzare, mi calmo. E allora bisogna parlare con il brigadiere. Che c'è? Eccolo qua. Siete il brigadiere? Sì, di sabato. Non mi potete dare un brigadiere che lo faccia anche di lunedì? E io aspetto fino a sabato. Di sabato cognome. Cosa succede? Niente. E che siete venuti a fare? No, dico niente. Mi vogliono ammazzare. Assassinio premeditato. Calma. Se ci penso... Calmatevi, allora bisogna andare dal commissario. Sì. Venite con me, venite con me. Un bagno di sole. Calmatevi. Andiamo. E volete entrare con l'animale? Avete detto venite con me? Ecco, sono un animale io. Portatelo sopra la tavola. No. Sul tavolo? No. Come no? Lo affidiamo a lui. Su. A questo? Addio, questo non mi parla più. Io ho bisogno di abbia la lingua pulita. Andiamo, su. Beh, un momento. Gennarino. Questa me l'avete rimbambito, non capisco più niente. Gennarino, io. Oh, senti. Non ti dimenticare quello che mi hai detto, che ho bisogno di te come testimone. Testimone? Che ho detto? Testimone. Andiamo andare. Chi ci sta qua? Non mi ricordo. Chi ci campa, chi vive, di chi è la tana, chi sta attentato qua. Tale attentato, il signor commissario. E allora bussatevi. Mamma mia che ci vuole, figlio mio benedetto. io. E levatevi il cappello e entrate. Ma toglietelo voi il cappello. A me mi vogliono ammazzare, io mi levo il cappello. Ma vedi. Avanti, dite permesso. Permesso? Avanti. E lo dite voi avanti. L'ho sentito io. Ma io no. Che succede lì fuori? Momento. Non è mica un'osteria questa. Di sabato! Ma che scrive? Di sabato! Questo signore per una denuncia. L'avete perquisito? Non ancora. È schedato? Sì, impronta digitali? È recidivo? Ma che? È un evaso? Chi è questo? È un caso di emergenza. Un momento, si tratta di un assassinio. Delinquente, me la porta così sciolta senza manette. Chi? Quale manetta io? Ma per carità, ma che assassino delinquente. mi fate ammazzare a manettate. Ma chi lo ammazza? Vogliono ammazzare me. Non faccio... A me vogliono ammazzare. Lavatevi le manette. Ma non ce l'ha le manette. La vogliono ammazzare? Sì, signore. Ah, bravo. Mi fa piacere, sono contento. Ah, sì? Sì, a me le nozze. No, perché io scopro gli assassini. A me gli assassini ce l'ho qua. Bene. Questo mi fa piacere. Per questo sono venuto qua. Non si muova. No. Non si muova. Di sabato. Questo mi sembra un tipo strano. Un tipo strano. Dino d'occhio. È così ti chiama. Una botta in testa lo metti a te città. Sta sotto bocca. Cosa fa? Ho sentito dire. Seduto. Non riguarda a lei. È un affare d'ufficio, capito? Ma vabbè. Dunque mi volete sentire? La vogliono ammazzare? Sì, signore. Ma come parla perché ci può essere anche la calunnia, sa? Giuro. Chi è che la vuole ammazzare? Sentiamo. Il veterinario. Veterinario. Dopo tutto quello che gli ho dato, automobile, appartamento, conti in banca, pellicce, abiti, gioielli, tutto. Al veterinario. Al veterinario. Al veterinario. Capisco. No. Questi tipi qua sono tipi strani. Invece di farsi curare da un medico, è vero, si fa curare dal veterinario. Ma che è vero, il veterinario lei l'ha preso in cura. Ma che scherzate? E lei ha fatto tutti questi regali. Ma che mi avete preso per un cavallo, per un cane, per una vacca? Una bestia dal veterinario. Ma io non l'ho data al veterinario. E a chi l'ha dato? A quella traditrice, a quella strega di mia moglie. Tutto. Non è chiaro, scusi come va. Tutto quello che voleva. E una mattina si svegliava col capriccio, voglio una ceneriera di brillante, per esempio. E io le portavo la ceneriera di brillante. Sì, voglio il portasigarette d'oro tempestato di rubini. E io gli portavo il portasigarette d'oro tempestato di rubini. Voglio l'accendisigaro d'oro. È d'oro? Sì, è oro. E io glielo portavo, è come se lo prendevi. Sì, come lo posava? Sabato? Questo è un cleptomane. Che è? È un cleptomane, dino d'occhio, Che è? una botta in testa. È Mariuolo. È chiaro. Cosa fa? Seduto. No, sentite il Sono mariuolo. cose che non riguardano. Ho detto a lui, guarda quei mariuoli che stanno tirando. Va bene, dunque, dottore, state per sentire quello che voleva. Le cose più eccezionali. Voglio l'uccello a tre teste. E io le portavo l'uccello in volatile a tre teste. Sì, voglio la scimmia. E io le portavo la scimmia. Voglio la bestia rara. Io le portavo la bestia rara. Allora, dottore, che facciamo? È una senti un arrabbiato. Sei Sei una una bestia, tu, bestia? no? Sei una bestia rara, tu, no? Sei qua. Dottore, la mia casa era diventata un giardino zoologico. E sapete perché? Lo sapete perché? Perché lei doveva trovare il pretesto per andare a trovare il veterinario con la bestia e tutto si metteva a dormire. Sì, ma dico io. Veniamo al nocciolo. Sì, dove sta?
Che cosa? È il momento di giocare questi nocciolo. Ma che nocciolo? Dico veniamo a nocciolo, ma fa pigliare i nervi. Lo vedi che io ce l'ho da fare? Signore, anch'io c'ho da fare, questi mi vogliono ammazzare. E ci dobbiamo decidere. Dunque, veniamo al fatto. Veniamo al fatto. Ecco, Veniamo a fare. questo qua. E quando parla questo? Ma lo lasci parlare. Ma deve parlare. Ma io devo parlare. Il mio braccio destro. Dunque, stamattina mia moglie è uscita con la banale scusa di andare a portare i cagnolini dal veterinario. Non bianco, non ho No, capito. bianco perché io i cuori Ripeta. io l'ho voluto bene. Ripeta. Stamattina sua moglie cosa ha fatto? Stamattina mia moglie è uscita con la banale scusa di andare a portare i cagnolini dal veterinario. Ci sono. Perché? Hai capito la moglie che ha fatto stamattina? Lei mi fa pena, lei è un disgraziato, un infelice. Ma perché? Che avete saputo? La moglie stamattina è uscita con la scusa della banana e gliel'ha portata al veterinario. Il regaluccio. Ma come dico io? Sì. Ma come dico io, sua moglie può portare una banana al veterinario, una banana. Vedete, poi chissà perché gliela portate? io Vedete quante cose che non so io. Le donne sono occulte. Sciagurata. Sciagurata. Dunque stamattina mia moglie è uscita con la banana. Con la banana. Con la banana. La banana, ho detto io. No, Chi ha detto banana? Banane, dottore. Ma non l'ha detto lui. Io. Sì, signore. Ma non è mica sordo, sa. Questo qui. Prefetto. Federale, come scusate. Io sono un commissario. Non ho capito? Commissario, Dunque. io voglio parlare a quattro occhi. È una richiesta ufficiale che lei mi fa. Signor sì, io non parlo con lui. E io gliela parlo accorgo. con me. Benissimo. Di sabato. Per cortesia, vieni qua. Tu hai capito? Che prima ha detto. Ecco, non l'ho capito, quello ha detto banana. La posso dire pure io. Ma adesso ritratta chi gli fa così. Ritratta la banana. Appena stai pronto, appena una botta in testa, hai Sì, capito? sto sempre sotto Dunque botta. mi stia a sentire, mi dica un po' lei. Senta un po'. Sì. Che sua moglie lo tradisce. Ne abbiamo forse una prova. La banana è portata al veterinario. Ah, sta Ma banana. la prova che lo vogliono ammazzare, chi ce la dà? Commissario, me l'ha dato il Cennarino. Cenarino. Mi ha detto, ti fanno fuori. E chi è questo Cenarino? Il Cennarino è il testimone chiave. Testimone chiave? Abbiamo un testimone chiave. Ah, no. Dove abita? Lo mandi a chiamare subito. Ma che mandate a chiamare? Sta fuori, l'ho portato con me. E lo prenda. Sì, signore. Commissario, però fatemi la cortesia, non gli fate un interrogatorio di terzo grado perché quello non regge. Sì, adesso lei mi vuole insegnare come devi interrogare la gente. Mi dovete fare il piacere per farlo parlare così sentiamo presto tutto. Voi gli fate la grattatina sulla testina così con io. E se non parla ancora, allora sotto la pancina così, ma dalla parte davanti, non di dietro perché sennò si commuove il Gennarino e mi fa i bisognini in mano. A me? Sì. Al commissario? Sì, è chi è a me. Ma chi è questo fedente? Chi è questo fedente? Come fedente? Quello è il Gennarino, il mio pappagallo. Suo pappagallo. E io interrogo un pappagallo. Guarda che c'ha in testa le vigne. Di sabato, caccia via questo fedendone fuori. Vada via. Vada via. Quello che fate, bambino. Un momento, lasciate fare il Gennarino. Cornuta. Lo sentite? Ecco, mettete verbale, ha detto cornuto. Ecco, vado io. Cornuta. C'è libertà. Non c'è democrazia, siamo abbandonati. Viva il popolo. Via.